seriale cerca di violentare una donna in bicicletta a Castello di Godego. Lei reagisce e viene massacrata di botte, ricoverata in ospedale. Il 28enne è arrestato, aveva tentato altre 5 violenze. Continua a far discutere il rilascio del giovane condannato per aver accoltellato Marta Novello. Interviene l'avvocato difensore del ragazzo che respinge le accuse di fuga. Entra in un ristorante etnico di Vicenza armato di pistole con il volto travisato per rubare l'incasso, ma il titolare reagisce e dopo la furiosa colluttazione interviene la polizia. Virus West Nile, 70 casi accertati in Veneto, continuano anche i ricoveri. La figlia di un imprenditore padovano morto, non eravamo preparati, è mancata l'informazione, la regione dirama linee guida e consigli per non contagiarsi. Domani alle 15 nella chiesa di Fortonia i funerali del piccolo Nicolò Feltrin, bimbo di 2 anni morto dopo l'intossicazione che i primi accertamenti collegherebbero alla sospetta assunzione di stupefacenti. Continua l'ondata di caldo in Veneto, domani bollino rosso a Verona e Venezia, ma dalla serata temporali e abbassamento delle temperature. Dopo Carfagna e Gelmini anche il deputato padovano Caona arruolato tra le file di Azione. Intanto Calenda attacca a sinistra ed Europa Verde, trattative complicate nella coalizione guidata dal PD. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 che parte dalla cronaca, lo avete sentito, dal Trevigiano, con un maniaco seriale che ha aggredito la vittima con una ferocia inaudita, voleva abusare di lei, arrestato dai carabinieri un 28enne italiano residente nella Castellana, è accaduto a Castello di Godego. Massacrata di botte, colpita con calci e pugni, la vittima è una donna sulla quarantina che stava passeggiando lungo il sentiero degli Ezzelini. È pomeriggio, sono le 16, il sole ancora batte. Ad un tratto le si avvicina in bicicletta un ragazzo che inizia a importunarla, proponendole un rapporto sessuale. Lei rifiuta e tenta di allontanarsi, ma l'aggressore la blocca. Inizia a picchiarla con una ferocia inaudita. Sono momenti terribili, lei riesce a rialzarsi e con le forze che le rimangono a fuggire. Un passante la vede e la soccorre. Immediata la chiamata al 112. Sul posto arrivano le pattuglie dei carabinieri. La scena è straziante. La vittima, ferita gravemente, viene portata in ospedale. È caccia all'uomo. Il mattino seguente i militari dell'Arma iniziano un appostamento lungo il sentiero. Lo attendono in borghese senza farsi notare. Simulano allenamenti in bici, di corsa. Alcuni militari fanno finta di fare ginnastica ed intanto controllano, osservano. E lui, l'aggressore, non si fa attendere. Insella sempre alla sua bicicletta, spunta tra gli alberi. Un attimo e viene catturato. Lui tenta di fuggire, ma i carabinieri sono pronti e scattano le manette. Si tratta di un 28enne, nulla facente, residente nella Castellana. È accusato di tentata violenza sessuale, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui si aprono le porte del carcere. Intanto le indagini portano alla luce altre aggressioni. Poco prima dell'ultima vittima aveva già aggredito e percosso un'altra donna con lo stesso intento. Alcuni giorni prima lo stesso maniaco aveva avvicinato altre potenziali vittime con inviti a sfondo sessuale che però erano riuscite a fuggire prima. Un fatto gravissimo, commenta il sindaco Diego Parisotto. Il personaggio è veramente molto pericoloso perché insomma i fatti e quello che ha combinato lo testimoniano. Credo sia un fatto un po' isolato, non è che adesso la gente debba aver paura a frequentare il sentiero o comunque a camminare anche per la strada. Il mio pensiero va alla vittima, termina il primo cittadino, che abbiamo raggiunto in Francia, dove si trova per un gemellaggio. Quando tornerò, sarà mia premura ad andarla a trovare. Ed è stato rimesso in libertà il 21enne veronese arrestato nel fine settimana fuori da una discoteca bresciana con l'accusa di violenza sessuale per aver molestato una sedicenne. Dopo la decisione del GIP, il questore di Brescia ha firmato nei confronti del giovane che è incensurato il cosiddetto Daspo Willy che gli impedisce di tornare nel bresciano e di far ritorno nella discoteca che aveva frequentato prima dell'arresto. E ora il caso del rilascio del giovane condannato per aver accoltellato a Mogliano Marta Novello. Interviene l'avvocato difensore del ragazzo che respinge le accuse di fuga.
Il mio assistito non è scappato, non c'era una pena da eseguire, non gli è stato notificato nulla, poteva fare quello che riteneva opportuno. Sulla vicenda del rilascio per un errore burocratico del quindicenne che nel marzo del 2021 accoltellò a Mogliano Veneto Marta Novello, interviene il difensore del minorenne, l'avvocato Matteo Scussat, a cui non sono piaciute, dice, certe sfumature, certi sottintesi nelle parole di chi in queste ore ha commentato il caso. Il giovanissimo aggressore di Marta è stato rimesso in libertà a Napoli per la mancata notifica della comunicazione di trasferimento dal carcere a una comunità. Scaduti i termini di custodia cautelare, ha potuto lasciare la struttura e a quanto pare anche il paese. Si troverebbe a Londra con la madre che lavora lì come cuoca. Un'indiscrezione questa che ha provocato nell'opinione pubblica uno sdegno ancora maggiore. Il difensore però non ci vede una fuga, anzi, credo, afferma, che la madre possa aver ritenuto inopportuno che il ragazzo rimanesse a Mogliano a casa dei nonni vicino a Marta e che abbia pensato di portarlo con sé e di prendersene cura. Nella piccola località di Marocco i due giovani abitano in effetti a una distanza di poche centinaia di metri e sarebbe stato difficile non incrociarsi. Marta ha definito inammissibili e incomprensibili errori burocratici o di disattenzione di questo tipo. Ha parlato di scarsa tutela delle vittime, soprattutto di fronte a una doppia condanna in primo e secondo grado, come nel suo caso, e alla conclamata pericolosità dell'aggressore che quel pomeriggio, mentre la 26enne faceva jogging, aveva cercato di rapinarla, infliggendole poi 23 coltellate. L'avvocato Scussat si appella tuttavia al principio di garanzia che, lo si voglia o meno, conclude: il mio assistito va considerato non colpevole fino alla sentenza definitiva, vale a dire finché non si esprimerà la Cassazione, a cui il legale ha presentato ricorso. Entra in un ristorante etnico di Vicenza armato di pistole con il volto travisato per rubare l'incasso, ma il titolare reagisce e dopo una furiosa colluttazione è intervenuta la polizia. Entra con il volto coperto da una bandana e una pistola alla mano puntata sul titolare di un ristorante. Dammi i soldi. Da lì scatta il parapiglia, il sangue freddo del titolare che reagisce e balza addosso al rapinatore, gli immobilizza le mani nel tentativo di disarmarlo. La colluttazione violenta tra i tavolini che gli è costata una prognosi al braccio di 15 giorni. Avanti a casa dice dammi tutto i soldi quelli che hai in mano. Io ero paura un po', dopo uscito per dare, io vedo lui sempre continua girando sua faccia dietro, per così io ho preso sinistra mano per dare portafoglio. Quando io ho visto lui girato dietro, io ho preso proprio braccio con pistola sua mano. Tutto è successo l'altro ieri attorno alle 21:45 all'interno di questo locale in corso Santi Felice Fortunato, aperto dalla coppia del Bangladesh da soli 2 mesi. Ad assistere la moglie che è uscita dal locale gridando, terrorizzata, in cerca d'aiuto. La voce oggi è ancora rotta dalla paura. Quando io vado fuori ho tanta paura, urlava tante volte non sono per aiutare, per fortuna ho visto un poliziotto, io chiamo loro, subito loro entrava qua. Gli uomini della questura, dopo aver recuperato l'arma, rivelatasi poi una riproduzione del tutto simile ad una pistola vera, priva del tappo rosso, hanno ammanettato il responsabile che ha opposto violenta resistenza danneggiando a suon di calci una portiera della volante. Il 21enne di Pescara, con alle spalle precedenti analoghi, è stato arrestato per i reati di tentata rapina aggravata, lesioni e danneggiamento aggravato. Ma già nel pomeriggio, appena arrivato in città, si era reso protagonista di un altro episodio, tentando di compiere un furto all'interno di un supermercato, ed era stato denunciato. In considerazione della gravità dei precedenti che aveva proprio a carico e degli episodi che si sono verificati ieri, ho emesso un foglio di via obbligatorio del Comune di Vicenza, quindi per 3 anni non potrà fare, una volta scarcerato, non potrà fare rientro nel Comune di Vicenza per 3 anni. Un bambino tedesco di 3 anni è stato investito da un'auto poco dopo mezzanotte in via Sagittario a Bibbione mentre si trovava in vacanza con i genitori. È stato da subito allertato l'Elis Soccorso, che ha trasferito il piccolo nel cuore della notte in ospedale a Treviso, dove si trova tuttora ricoverato per un trauma cranico e ferite agli arti inferiori. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della locale stazione. 70 i casi di West Nile, cambiamo tema, accertati finora in Veneto. Mariano Bellamio, imprenditore padovano e storico patrocinatore del baseball in città, ha perso la vita nei giorni scorsi a causa della febbre West Nile. Nel servizio l'appello alle istituzioni della figlia Sabrina.
Il fenomeno febbre del Nilo occidentale o West Nile è destinato ad aumentare. Lo dice il virologo e presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco Giorgio Palù, almeno fino a settembre. A guardare le statistiche, la provincia di Padova è da giugno uno dei territori più colpiti, con 62 casi accertati dal Dipartimento Prevenzione dell'ULSS 6. L'imprenditore Mariano Bellamio è stata una delle vittime padovane della febbre West Nile, veicolata dalle zanzare Culex. In ospedale con febbre sopra i 40 gradi, le convulsioni dovute all'encefalite, un senso di impotenza davanti alla tragedia per sanitari e familiari che lanciano un appello alle istituzioni. Noi purtroppo abbiamo vissuto delle ore estremamente tragiche e molto velocemente, non ci siamo resi conto, non eravamo informati, non sapevamo che cosa ci aspettava, e anche i sanitari, quando mio padre è stato ricoverato, all'inizio brancolavano un po' nel buio, ci hanno assistito comunque in modo egregio, però ci siamo resi conto che mancavano tempestivamente dei riscontri sugli esami che erano stati fatti, per cui il mio appello è quello di chiedere all'amministrazione comunale, alle ULSS, a tutti i settori che sono coinvolti, di fare tutto quello che è possibile per dare le informazioni agli anziani sul protocollo da attivare, sul come poterli proteggere. L'appello è anche ai giovani, perché chiedano come attivarsi, quali sintomi, quali precauzioni per intervenire tempestivamente in favore soprattutto degli anziani. È una zanzara killer, si sta muovendo, prolifera, e quindi quello che io desidero chiedere è un intervento massiccio su tutti i fronti. E proprio in queste ore la Regione, dopo i dati accertati dal bollettino sulla sorveglianza delle arbovirosi, oltre alle linee guida per le ULSS e i comuni, ha diramato anche i consigli alla popolazione. Eccoli qua per evitare il contagio. Viene consigliato innanzitutto di indossare abiti chiari con pantaloni lunghi e maniche lunghe dal tramonto all'alba, e poi usare repellenti topici e insetticidi elettrici. È consigliato inoltre l'uso di zanzariere a porte e finestre da trattare con repellenti, e infine l'utilizzo del condizionatore a una temperatura leggermente inferiore di notte. Le zanzare infatti non amano il freddo. Queste alcune precauzioni che si possono prendere per evitare di essere punti. Voltiamo pagina. Saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di Fortogna i funerali del piccolo Nicolò Feltrin, il bimbo di 2 anni morto giovedì scorso in seguito a un'intossicazione che i primi accertamenti svolti dall'anatomopatologo Cirnelli collegherebbero alla sospetta assunzione di stupefacenti. L'autorità giudiziaria ha rilasciato il nulla osta per il funerale di Nicolò Feltrin, il bimbo di soli 2 anni morto giovedì scorso all'ospedale di Pieve di Cadore per una sospetta intossicazione causata da sostanza stupefacente. La cerimonia funebre sarà celebrata sabato pomeriggio alle 15 nella chiesa di Fortogna a Longarone, poco distante da Codissago, dove si è consumata la tragedia. Sarà una comunità sgomenta e incredula a partecipare commossa alle esequie del bambino, ricordato per quel suo sorriso stampato in faccia in mezzo a 2 occhi brillanti. Un dolore cupo e ancora inspiegabile, anche se gli accertamenti disposti dalla magistratura bellunese sul corpicino hanno evidenziato una realtà sconvolgente. Il piccolo potrebbe avere ingerito qualcosa al parco Sidney di Codissago o nell'abitazione di famiglia, poco distante da quel luogo di spensieratezza che aveva frequentato poche ore prima con il papà Davide, unico iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo e omessa vigilanza. La morte di Nicolò è sopraggiunta all'ospedale di Pieve di Cadore dopo che i sanitari avevano messo in atto le necessarie manovre rianimatorie unite alla somministrazione di un farmaco, il Naxolone, che inverte l'effetto di altri narcotici, ma tutto è stato purtroppo vano. L'anatomopatologo Cirnelli fornirà l'esito dell'autopsia entro i prossimi 90 giorni. Nel frattempo sono stati eseguiti gli esami tossicologici che diranno con certezza cosa abbia strappato alla vita il piccolo e se vi sia un nesso di casualità fra la condotta del padre e le conseguenze di una disgrazia dai contorni ancora oscuri.
Ora la pagina politica, come le sue ex compagne di partito Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini, anche l'onorevole veneto Roberto Caon sceglie di appoggiare il movimento Azione guidato da Carlo Calenda. All'Italia serve qualcosa di nuovo, è troppo statica nella politica. La politica che si ripete da troppi anni e penso che Azione sia veramente un po' il nuovo detonatore della politica. L'onorevole Roberto Caon entra in Azione, la formazione capitanata da Carlo Calenda. Dopo Gelmini e Carfagna è il momento del deputato padovano di muoversi verso il centro. L'unica formazione, a suo dire, realmente liberale e federalista. Dopo l'addio a Forza Italia, una nuova avventura politica per portare avanti i temi che da sempre caratterizzano il suo agire politico. Sono veramente contento per quanto riguarda l'alta velocità, che entro fine anno avremo il progetto di fattibilità, passaggio obbligato. Per quanto riguarda l'idrovia vedo che comincia a muoversi qualcosa. Dico la verità, ogni 2 settimane sono al Ministero a fare un giretto a bere il caffè. E vorrei portare anche una zona franca per l'economia padovana, una cosa un po' innovativa proprio per attrarre quegli investimenti e dare continuità e speranza a chi si dovrà mettere nel mondo del lavoro. Il governo Draghi non doveva cadere, ci dice Caon, serve senso di responsabilità verso i nostri figli. L'Italia infatti ha bisogno dei giovani e i giovani hanno bisogno di un'Italia diversa. Non è pensabile, dice Caon, che si spendano soldi per la formazione dei ragazzi che poi vanno all'estero a spendere le loro conoscenze. Puntualmente diventano, diciamo così, si devono sgomitare, danno il meglio di se stessi e creano quelle idee che magari poi prodotte dall'altra parte dell'Atlantico o qualche altra parte del mondo mettono in difficoltà la nostra economia, che ha fatto di tutto che con le proprie tasse poi abbiamo portato a questa generazione diciamo acculturata. Cioè, in poche parole noi acculturiamo delle persone che poi in qualche maniera ci fanno concorrenza a noi e questo è completamente sbagliato. È però sempre più turbolenta la situazione proprio nella coalizione che il PD vuole creare per contrastare il centrodestra. Attacchi incrociati tra Azione e il duo Sinistra Italiana Europa Verde. Attacchi e contrattacchi, gli stracci volano via Twitter, in mezzo ci sono Enrico Letta e un PD che vedono la coalizione anti-centrodestra già frantumarsi. Ore febbrili e ribaltamenti di fronte, perché dopo l'accordo con Azione in queste ore sembrava esserci una concreta possibilità che il duo Sinistra Italiana Europa Verde potesse essere della partita, ma Calenda ha fatto tremare il tavolo, definendoli partiti zattera e dicendo chiaramente non c'è posto per loro nella coalizione. Galeotte furono le dichiarazioni del leader di Sinistra Italiana Fratoianni. L'agenda Draghi non esiste, povero Calenda deve correre in cartoleria a comprarsene un'altra. Il risultato, sia Azione che Sinistra e Verdi chiedono una presa di posizione del PD sulle rispettive dichiarazioni. Dal coordinatore dei sindaci del PD, Matteo Ricci, un primo chiarimento. Pragmatismo e stop polemiche, scrive. Stiamo facendo una coalizione elettorale a causa di un pessimo Rosatellum. Gli accordi sono bilaterali tra Partito Democratico Azione e Partito Democratico Sinistra. Il segretario del PD, Enrico Letta, lavora per rendere gli accordi compatibili, ma nessuno ha mai pensato di fare un accordo Calenda-Fratoianni. Intanto in Veneto i Verdi cercano di restare ottimisti, pur ribadendo le posizioni. Abbiamo l'alleanza con Sinistra Italiana, abbiamo un progetto chiaro che qualche punto in comune, penso al salario minimo, ce l'ha anche in comune, però francamente io non l'ho visto nell'agenda Draghi il salario minimo, io non ho visto dei passi avanti e dei sindacati che sono usciti dall'incontro con Draghi soddisfatti. Io non ho visto la preoccupazione per l'autunno che abbiamo, no? Per cui io cosa succede non lo so. Ho piena fiducia ovviamente negli accordi che faranno a Roma. Perché? Perché il nostro partito in maniera democratica, Europa Verde, ha già fatto un consiglio federale, ha dato degli indirizzi e questi indirizzi verranno rispettati. Ma di fronte all'appello di Franceschini, fermatevi, la reazione è questa. Non ho capito perché dovrebbero fermarsi Bonelli e Fratoianni, perché stanno cercando di fare chiarezza per una coalizione che davvero sia un argine alla destra sovranista. Per cui non ho capito, si chiede chiarezza e gli si dice no, l'accordo è già stato fatto. Nel frattempo i renziani di Italia Viva ribadiscono la delusione per la mancata occasione della formazione di un vero terzo polo. Io credo che l'elettore quindi si trovi da un lato chi ha fatto cadere il governo Draghi, dall'altro una coalizione che
nel caso dovesse vincere, non sarà in grado di mettersi d'accordo su uno dei punti urgenti per il Paese. Io credo che purtroppo man mano che si confonde la situazione degli altri partiti, la situazione di Italia Viva sia piuttosto chiara. Dispiace davvero che Calenda abbia perso questa occasione. Italia Viva che rivendica il suo progetto definendo per bocca di Renzi teatrino il gioco delle alleanze di queste ore. Se il Partito Democratico avesse voluto costruire un fronte unitario contro la Meloni, avrebbe dovuto per esempio tenere dentro anche il Movimento 5 Stelle di Conte. Quindi il fronte non esiste perché già c'è il Movimento 5 Stelle che corre da solo. Lasciamo la politica, parliamo dell'ondata di caldo africano che continua nella nostra regione. Domani bollino rosso a Verona e Venezia, ma nel fine settimana attesi i primi temporali e un abbassamento delle temperature. Ennesima giornata bollente di un'estate tra le più calde che la memoria possa ricordare. Temperature ben al di sopra della media. Tra i capoluoghi veneti record a Treviso, dove si sono toccati, come indica il bollettino ARPAV, i 37,6 gradi, 37,4 a Vicenza e 36,3 a Verona. Domani potrebbe essere ancora peggio, con l'alta pressione subtropicale africana che farà salire ulteriormente la colonnina di mercurio. 16 le città italiane da bollino rosso per il caldo. In Veneto allerta 3 a Venezia e Verona, ma una tregua potrebbe arrivare nella serata di sabato con un sistema perturbato che interesserà la nostra regione. Porterà un peggioramento con delle precipitazioni e soprattutto un abbassamento forte delle temperature, quindi domani inizialmente cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio graduale peggioramento, dalla serata qualche precipitazione sparsa, un po' più diffusa dopo, con fenomeni anche temporaleschi. Temperature minime intorno ai 22-23 gradi, massima al di sotto dei 30 gradi nella giornata di domenica, quando ci sarà ancora un po' di instabilità destinata a lasciare però poi spazio ad un miglioramento e al ritorno del bel tempo. Un miglioramento che porterà poi una settimana, la prossima, all'insegna ancora del tempo stabile, ma con un tipo di tempo, ripeto, più piacevole, massime intorno ai 30-31 gradi. Alte temperature, mancanza di pioggia. Stamane la visita del Presidente del Senato Casellati in Polesine per visitare le aree agricole messe in ginocchio dalla siccità. Sentiamo le sue parole. Sono qui oggi proprio per raccogliere l'allarme degli agricoltori e toccare con mano i danni che la siccità ha provocato in questo territorio che è sempre stato fertile, che costituisce una sorta di granaio del Veneto e che oggi ci restituisce un'immagine molto dolorosa. Ci siamo resi conto anche dalla guerra tra la Russia e l'Ucraina quanto siano importanti le materie prime. Ora i prodotti agricoli sono il petrolio dell'Italia e rappresentano una delle maggiori risorse. Se manca il grano e se manca il mais, noi dobbiamo rivolgerci ad altre economie. Dobbiamo assolutamente impedire che la siccità si trasformi in un deserto economico e quindi lo Stato ha oggi il dovere di venire incontro a quella che è una grave emergenza e non solo integrando il reddito che è mancato agli agricoltori, ma anche facendo un piano che investa su opere irrigue, sul contenitori dell'acqua e quindi sugli invasi e anche sul sistema di canalizzazione. E occorre che con queste misure si garantisca agli agricoltori che l'acqua ci sia sempre e che non si debba dire, come si dice, che venga dal cielo. Altro fronte, tra il 4 e il 9 dicembre 2020 una devastante ondata di maltempo, in quel caso colpì in Veneto le province di Belluno, Treviso, Padova e Vicenza, provocando danni per oltre 300 milioni di euro. Dal governo è arrivato un ulteriore stanziamento di fondi, la soddisfazione della regione, dell'assessore all'ambiente e al dissesto idrogeologico Giampaolo Bottacin.
Una buona notizia è arrivata dal governo, perché tra gli ultimi atti appunto del governo uscente hanno stanziato altri 31 milioni per gli eventi alluvionali che hanno interessato la regione del Veneto, in modo particolare penso alla zona dell'Alpago, ma non solo, nel periodo tra il 4 e il 9 dicembre 2020. Sono 31 milioni che serviranno per ulteriori interventi di cui necessitano quelle aree, visto e considerato che i danni che ci sono stati abbastanza rilevanti, anche se è giusto ricordare che abbiamo sì avuto danni, però è stato un evento che è stato peggiore dal punto di vista delle precipitazioni rispetto all'alluvione del 66, quando in Veneto ci furono 100 morti. Questo anche grazie alle opere di difesa del suolo che abbiamo messo in campo in questi ultimi anni. Per cui un ringraziamento al governo, al capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio e a tutti quanti hanno consentito questo stanziamento di 31 milioni di euro. È sempre difficile prendere posizione su casi personali singoli, perché è quasi impossibile riconoscere i drammi, le fatiche, le sofferenze legate a scelte, soprattutto se dolorose ed estreme. È il passaggio di una lettera che il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, ha inviato a Don Angelo Visentin, parroco di Santa Bertilla e di Crea di Spinea, rientrante nella diocesi di Treviso e luogo d'origine di Elena, la donna su cui che alcuni giorni fa aveva scelto di recarsi in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito. Il messaggio di Tomasi sarà letto domenica nel corso di ogni celebrazione. Il primo moto, prosegue il vescovo, è quello della preghiera per tutte le persone coinvolte, per quanti stanno ora soffrendo in un momento sicuramente impegnativo. C'è tanto cammino da percorrere insieme, ci sono tante risorse da impiegare, c'è tanto coraggio e coinvolgimento personale da usare e da condividere, conclude Tomasi, anche con coloro che formano e informano su temi di immensa rilevanza e responsabilità che toccano sensibilmente i confini dell'esistenza umana. Così dunque il vescovo Tomasi. Era l'ultima notizia per questa edizione. Io vi ringrazio per averci seguito. Tra poco, come sempre, l'edizione di Venezia e ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica meno salda sul nostro territorio. L'anticiclone si indebolisce lasciando passare una perturbazione. Clima caldo, ma la calura tenderà a smorzarsi nei prossimi giorni. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 6 agosto ci mostra un tempo spiccatamente instabile. Inizialmente sarà sereno o poco nuvoloso. Con il passare delle ore nuvolosità in aumento e successivamente avremo anche alcune piogge, dapprima sui rilievi, poi saranno possibili un po' ovunque. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 31 e i 36 gradi, ma via via in calo. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato in mattinata. A seguire locali rovesci o temporali un po' ovunque, anche qualche temporale forte. Soffierà bora moderata sulla costa. Temperature minime sui 23 e 27 gradi, massime intorno ai 34-36 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, sarà variabile e parzialmente soleggiato al mattino, rovesci e temporali al pomeriggio e in serata, localmente anche intensi. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 35 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.